Non esiste gondola senza il suo gondoliere. La più tipica tra le imbarcazioni veneziane sarebbe infatti un oggetto inerte, se a condurla con grande sapienza non vi fosse il suo vogatore, che con un solo remo e stando su un lato riesce a condurla con grande armonia lungo gli stretti rii veneziani. A tal punto il gondoliere e la sua barca sono un tutt'uno che a partire dall'Ottocento le gondole sono state concepite inclinate su un lato, perché il peso del vogatore le possa controbilanciare e quindi far condurre con più facilità. Naturalmente i gondolieri nei secoli hanno avuto le loro uniformi da indossare, abiti che li rendessero riconoscibili o recassero i colori delle casate per le quali lavoravano, casacche da lavoro adeguate alle stagioni o livree da parata solenne. Noi oggi li conosciamo soprattutto per le loro maglie a righe e per il tipico cappello di paglia. Quest'ultimo condividerebbe curiosamente lo stesso destino della danza nazionale greca, il Sirtaki, nata in realtà per un film Zorba il Greco del 1946. Ebbene, nel 1958 fu girato in laguna Venezia, La luna e tu di Dino Risi, con Alberto Sordi che interpretava un gondoliere indossando questo cappello, lo stesso che negli anni successivi fu iniziato a vestire dai gondolieri veri.